è entrato durante ciò che il professor Ruffino ci ha detto finora diverse volte la parola gallico, gallo-italico, gallo-romanzo, normanno. Siamo di fronte a una situazione problematica per la nostra storia linguistica, perché quando si parla di normanni e del periodo normanno, effettivamente bisognerebbe considerare che assieme ai normanni giungono per diversi motivi che in parte insomma, immaginiamo, cioè la questione del ripopolamento della Sicilia centrale, ma anche dall'altra parte una politica diciamo militare in senso stretto, diciamo, portano quando giungono in Sicilia in diverse fasi in realtà che colgono dall'11 fino alla metà del XIII secolo, questi coloni, questi immigrati a occupare, in qualche modo, a colonizzare questi territori della Sicilia centrale, come vedete anche lungo un asse verticale da Santa Lucia del Mela a Butera, per ora senza entrare in merito alle diverse tipologie di colonie, quasi a voler, come dire, questa era un'osservazione in realtà fatta da Barbaro nei primi anni '80, quasi a voler separare le comunità arabe occidentali da quelle sudorientali, impedire un ricongiungimento di tipo anche, come dire, militare di queste popolazioni ancora esistenti in Sicilia nel periodo in cui giungono i Normanni. Qual è la situazione odierna di queste colonie, molto brevemente? Intanto l'importanza della loro presenza per la storia non solo delle colonie, ma per la storia della Sicilia intera, storia linguistica intendo dire. Abbiamo più volte sentito alcuni esiti siciliani odierni che non sono soltanto delle colonie gallo-italiche, ma che condividiamo tutti i siciliani, a partire dalle parole più conosciute, comuni, come Soggiru per esempio. Soggiru, evidentemente, per la veste fonetica che si ritrova, non può essere derivato direttamente dal latino socru, socer, che ha poi riscontri in socru nell'Italia meridionale, ma attraverso una forma fonetica che ci riconduce esattamente agli esiti gallo-italici e non direttamente latini in Sicilia. La stessa parola maduni o maruni per la componente fonetica, in questo caso particolarmente della D, non può essere ricondotta che a forme di tipo settentrionale, in cui c'è la trasformazione di T in D, per esempio. Parole notissime a tutti noi, becco chi è che non lo usa? È evidentemente una parola che ci giunge appunto con i coloni gallo-italici e non con i normanni direttamente. Parole come Tumazzu, per esempio, altrettanto noto e diffuso in tutte le varietà siciliane, anch'essa deve essere ricondotta a questo periodo, non soltanto a questo periodo, ma a questa specifica componente del periodo, diciamo, settentrionale, gallico, gallo-italico o gallo-normanno. In realtà non sempre è possibile distinguere le voci, le forme dialettali che provengono direttamente, molto spesso lo si può fare evidentemente perché lì dove non sono presenti nelle colonie gallo-italiche e abbiano una veste, il caso che vi ha ricordato il professore poco fa, quello di Accattari, la forma con che evidentemente riferibile a una specifica varietà gallo-romanza, cioè quella normanna, quindi non può che essere normanna. Altre volte invece non è possibile stabilire da quest'area della gallicità, area che in realtà il professore Ruffino ha rimesso in discussione, se non ricordo male, a Messina, no? Qualche anno fa, cioè
noi continuiamo a parlare effettivamente di differenze tra gallo-romanzi, normanni, provenzali, gallo-italici, ma in realtà la situazione la situazione linguistica di quell'area nel periodo a cui noi facciamo riferimento, quello del Medioevo, evidentemente potrebbe non essere così chiara, o comunque potremmo come dire, non poter adattare le nostre condizioni odierne a quella dell'epoca di cui stiamo parlando. Quindi comunque tendiamo oggi soprattutto a parlare di gallicismi in senso lato. Alcune di queste parole, la cui impossibilità a ricondurre alla specifica varietà di sostrato gallico, intendiamo, le abbiamo già ascoltate. Lo stesso Vugghiri credo che non sia possibile attribuire, se non ricordo male, né precisamente al normanno, perché ce l'ha il piemontese, ce l'ha anche il ligure nella stessa forma, perfettamente corrispondente foneticamente, intendo dire, al nostro Vugghiri, ma anche altre parole. Adesso non me ne viene un'altra, ma ce ne sono altre, ci sono anche altre parole a cui non è possibile attribuire esattamente la specifica varietà a sostrato gallico da cui noi siciliani abbiamo attinto. Evidentemente tutta la questione rimane in parte acquisita, ma bisognerebbe, appunto, come osservava Rufino ormai credo 4 anni fa in quel suo intervento al convegno di Messina, forse riconsiderare tutto questo periodo. Quindi è importante sapere che contrariamente a quello che vedremo con le colonie albanesi, fanno riferimento a un periodo molto diverso dalla nostra storia, quelle gallo-italiche si concentra su un momento importante per la nostra storia linguistica e hanno, diciamo, un diverso peso nella formazione del siciliano, che da questo momento, come anticipava il professor Rufino, come forse vorrà tornare, acquisterà carattere di maggiore modernità. Non a caso quella distribuzione vista con la prima cartina, in cui si notavano le varietà siciliane, quelle calabrese meridionali e salentine, rientrano in un raggruppamento dialettale diverso da quello dei dialetti meridionali estremi. Oggi qual è la situazione di queste comunità di origine gallo-italica? In parte lo possiamo vedere in questa cartina, questa distribuzione. Evidentemente il tempo trascorso e lo stretto contatto con le popolazioni siciliane hanno fatto in modo che le varietà settentrionali originarie siano in qualche maniera molto cambiate, hanno acquisito evidentemente l'influenza del siciliano, in parte si sono fuse con essa, pochissime altre volte si mantengono separate nel cosiddetto repertorio linguistico della comunità, cioè le varietà riconosciute come tali da una comunità sono soprattutto quelle di San Fratello, di Sperlinga e di Nicosia, le comunità, Acquedolci è molto vicino, le comunità che ancora oggi mantengono ben distinte le varietà, quella siciliana e quella gallo-italica, insieme evidentemente all'italiano, nella loro comunicazione quotidiana, ciascuno dei quali ovviamente ritrova uno spazio e una funzione diversa, ma in qualche maniera ancora gli abitanti di queste vecchie colonie riescono a mantenere distinte le varietà e a utilizzarle a seconda delle funzioni. Molte altre volte invece questo bilinguismo dialettale, appunto, è in qualche maniera non tenuto così separato, cioè ci sono varietà siciliane che mantengono moltissime tracce del loro essere venute a contatto per lungo tempo con le varietà originarie, con quelle settentrionali, varietà settentrionali,
ma in qualche maniera noi diremmo oggi sono molto anacquate, tanto da conservare forti tracce ma non costituire più una varietà distinta dal siciliano. Altre comunità, però vedremo con l'altra carta, poi magari torniamo di nuovo su questa. Ecco, centri di parlata siciliana, appunto, che mantengono notevoli tracce gallo-italiche, e altri centri di parlata siciliana, quindi la varietà ha le caratteristiche morfologiche, sintattiche, soprattutto fonetiche delle varietà siciliane, ma conservano soprattutto alcune parti lessicali delle varietà originali, e sono tantissime, come vedete. Quindi diciamo il panorama di cui parlava il professore Ruffino della Sicilia medievale, proprio grazie non soltanto alla presenza militare dei Normanni, ma soprattutto grazie alla presenza di numerosi immigrati, coloni provenienti dal settentrione, riacquista una facies, diciamo così, linguistica abbastanza diversa da quella che era stata precedentemente. Perfino a Corleone, come vedete, ma a quanto pare la presenza di popolazioni di parlanti più che di popolazioni gallo-italiche Corleone è abbastanza tarda, risalirebbe alla seconda metà del XIII secolo. Molte di queste comunità in qualche maniera ne avete come dire, percepito, magari noi in Occidente molto meno, ma i siciliani orientali sanno bene che a Piazza Armerina, per esempio, dicono che si parla un dialetto molto diverso da quello circostante, così come ad Eidone, Piazza Armerina e Eidone, che abbiamo visto, sono le due comunità in cui ancora si conservano non solo tracce, ma diciamo, la varietà gallo-italica viene ancora utilizzata soprattutto in alcuni ambiti sempre più ristretti, evidentemente dal punto di vista dei cosiddetti domini d'uso, cioè probabilmente vengono utilizzati negli ambiti ludici, per esempio, o ci sono poeti locali che ritornano all'uso di queste varietà che riconoscono come proprie, come intimamente proprie. Forse sì, torniamo un attimo alla seconda carta, all'altra carta, alla prima carta. Sì, il quadro, diciamo, della Sicilia linguistica odierna deve essere completata con la presenza di altre comunità che non adottano il siciliano nella loro comunicazione quotidiana. Evidentemente sarete a conoscenza del fatto che alcune di queste comunità, in alcune di queste comunità si parli una lingua molto diversa, non soltanto dal siciliano, ma dalle varietà italo-romanze, e precisamente quelle albanesi. Il periodo storico evidentemente è molto diverso da quello della presenza degli altri alloglotti, cioè dei gallo-italici, perché siamo intorno alla seconda metà del XV secolo, allorquando i turchi osmanli, ottomani conosciuti, invadono la penisola balcanica. Costantinopoli cade nel 1453, se non erro, e incomincia evidentemente, Costantinopoli, e in quel periodo cade anche parte dell'Albania settentrionale, Durazzo nella fattispecie, ma anche il Peloponneso, si costituisce una resistenza albanese alla invasione ottomana
da parte di Giorgio Castriglio Tascagno, che è considerato ancora oggi per gli albanesi eroe nazionale, che però muore nel 468 e da quel momento inizia la fuga degli albanesi verso le coste italiane, fondando numerosissime comunità in tutta l'Italia meridionale, dalla provincia di Avellino, Greci, provincia di Avellino è la comunità più alta, che è il settentrione, in tutta la provincia di Cosenza, anche a Catanzaro, in parte nella Puglia, alcune comunità ancora oggi resistono, altri giungono in Sicilia, numerosissimi, e sono evidentemente accolti a braccia aperte perché la Sicilia usciva fuori dalle sanguinose come dire, battaglie dell'epoca, e la zona in cui loro si stabiliscono era completamente ormai spopolata. Quindi da una parte qui c'era la necessità di avere braccia che lavorassero e che coltivassero i territori, dall'altra parte la necessità di trovare un rifugio dai turchi. La distribuzione di queste colonie in realtà è più ampia di quella che vedete adesso, perché tiene in considerazione soltanto le comunità di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Contessa Entellina, dove ancora oggi si conserva una varietà di tipo albanese evidentemente molto interferita, con elementi soprattutto di tipo lessicale siciliani. Altre comunità come quelle di Palazzo Driani e di Mezzoiuso, che fino alla fine dell'Ottocento e ancora i primissimi del Novecento conservavano questa varietà albanese, oggi l'hanno completamente perduta, ma si conserva in questo caso il rito bizantino. Sapete che, probabilmente saprete che in tutte le comunità italo-albanesi ancora si conserva questa particolarità del rito religioso che evidentemente caratterizza notevolmente anche lì dove nel Palazzo Adriani e a Mezzoiuso manchi ormai la parlata albanese, loro si considerano in qualche maniera, hanno coscienza, ecco, del loro essere stati un tempo albanesi, proprio perché conservano e molto gelosamente il rito bizantino. Per intenderci, i preti, per esempio, di questo rito, unici in Italia, ancora hanno il permesso di sposarsi e di procreare. Ecco. Queste comunità, i cui capitoli di fondazione risalgono, come abbiamo detto, alla seconda metà del XV secolo, in realtà non erano in quel periodo le uniche ad essere state fondate dagli albanesi. In provincia, ma qui non risulta da questa carta, in provincia di Catania sappiamo che addirittura si pensi che comunità come quella di Biancavilla, ma forse anche San Michele di Nazaria, siano addirittura state rifondate ex novo da albanesi. Ma a Biancavilla, tanto a Biancavilla quanto a San Michele di Nazaria, non si ha più, diciamo, memoria di questa loro essere stati un tempo albanesi, già che hanno perso non soltanto la lingua, ma anche il rito religioso e ogni altra tradizione che confermi, diciamo, questo loro essere stati originati da popolazioni, da profughi balcanici. La questione ancora oggi, evidentemente, bisogna pensare che questi albanesi non hanno, al contrario dei gallo-italici,
non hanno dato un apporto, diciamo, linguistico alla formazione del siciliano, anzi, ne hanno preso molto. Di fatto le varietà siculo-albanesi non sono altro che una forma, una base grammaticale originaria, ma con una abbondantissima presenza di lessico di tipo siciliano. Il problema per queste comunità, soprattutto per quelle albanesi, è oggi di ordine più sociolinguistico che linguistico, cioè queste varietà vengono mantenute, ancora vive in alcune comunità più, in altre meno, e però si riduce sempre di più l'ambito in cui viene utilizzato, ormai ridotto quasi esclusivamente agli ambiti, diciamo, dei mestieri tradizionali e soprattutto nell'ambito familiare, ma ancora resistono queste varietà, alloglotte. Oggi, non da oggi in realtà, ma da poco più di 10 anni, dal 99, lo Stato italiano ha finalmente provveduto con una legge, la 482, a ordinare una serie di norme legislative volte alla protezione e alla tutela di queste comunità alloglotte. Quantomeno quelle albanesi si sono scordati, o non si sono scordati per altri motivi, di inserire in questa legge invece quelle gallo-italiche. Bene, cos'altro aggiungere su questo quadro molto sintetico delle questioni? Poi magari se ci sarà il caso. Abbiamo ancora poco tempo, io vedrò di concludere condensando al massimo le ultime suggestioni anche visive. Bene, dunque, in sostanza lo scenario, il paesaggio mediterraneo è un paesaggio movimentato perennemente, ininterrottamente da attraversamenti, da contatti che producono fatti di lingua e di cultura. Questo è indiscutibile. Possiamo vedere tre esempi finali, perché possono anche determinare un interesse di tipo didattico con immediate applicazioni, ma sono esempi. Prendiamo il caso di ecco, prendiamo il caso, questo qui. Sì. Allora, immaginiamo di trovarci in una classe ginnasiale con prevalenza di allievi che portano il piercing all'orecchio o altrove. Io credo che qui possa incentrarsi e concentrarsi l'interesse dell'insegnante di lettere, dell'insegnante di lingue, perché attraverso una parola come questa è possibile non solo stabilire analogie e rapporti linguistico-cronologici, ma anche di tipo culturale. Questo è uno schema piuttosto arido, che però può essere arricchito anche da carte. Qui c'è sicuramente la cartina. Ma in sostanza una parola come piercing, che oggi è tra le parole più diffuse nel mondo, soprattutto tra i giovani, ha una storia di contatti, di attraversamenti, di corrispondenze singolari e affascinanti che se spiegate debitamente a un adolescente possono accendere interessi di tipo linguistico, di tipo culturale e indurre il giovane a interrogarsi su una miriade di problemi, ivi compreso il rapporto con il proprio corpo. Qui da questo sorta di albero si intravede
il focolaio originario è, attraverso una serie di movimenti nel tempo e nello spazio, dei risultati che sono culturali, linguistici e all'interno della grande categoria, del grande contenitore lingua, possono essere semantici, possono essere morfologici, possono essere, diciamo, formali. Pertundere in latino significava forare, bucare, perforare. Attraverso il participio latino pertunsus o pertusus si forma nel latino tardo una parola, diciamo, un neologismo, perché anche il latino aveva dei neologismi, cioè si formavano parole nuove. In questo caso nel latino tardo si forma dal participio pertunsus, poi pertusus, la forma pertusare, che significa sempre perforare, bucare. Da pertusare già si diramano delle forme nell'italiano antico e nel francese antico, che vedete qui rappresentate. Pertugio e pertugiare, e pertuisier, pertusier, e poi con evoluzioni fonetiche successive, persier, persier, perser, per sé. Tutto questo accade, diciamo, in circa 2000 anni di storia linguistica. Evoluzioni fonetiche, morfologiche, semantiche. Semantiche meno, perché il significato rimane invariato, che è quello di perforare. Nel frattempo cosa accade? Accade che i normanni che parlano una lingua francese antica vanno contemporaneamente, o quasi, nell'Inghilterra meridionale che conquistano, e in Sicilia, nell'Italia meridionale, e portano un sacco di parole. Oggi l'inglese, professore Ribaudo, è la lingua germanica più romanza. I latinismi in inglese sono di numero incommensurabile, manco c'è da dire. Sì, perché sono in parte, in minima parte, di originari dalla prima latinizzazione della lingua inglese dell'Inghilterra. Ma c'è una seconda latinizzazione, così come accade in Sicilia, anche in Inghilterra, l'Inghilterra meridionale, una seconda latinizzazione ad opera dei normanni, che portano parole latine ormai, diciamo, medievali, in grandissima quantità, tra cui persier, che diventano nell'anglo normanno pierce, to pierce, sino a piercing, con una evoluzione anche morfologica, perché si passa dall'azione verbale sino sino alla forma sostantivata, che poi nell'anglo-italiano piercing addirittura designa il monile che si introduce nel foro. Quindi qui c'è un trapasso morfosemantico fondamentale. Contemporaneamente i normanni in Inghilterra portano persier, e in Sicilia la stessa parola che poi arriva a diventare in inglese to pierce, eccetera, in Sicilia diventa pirciari o pirciartu, e dal francese perciaricchi, che sarebbe quello strumento con cui anticamente le mamme
appena nasceva, al primo pensiero era quello di forare l'orecchio alla neonata. Io non l'ho fatto, l'ho impedito a mia moglie. Questa è la... Ora, un caso del genere, e devo concludere, ci dice che i nessi, le interconnessioni che si trovano tra storia linguistica, contatti tra le lingue, contatti linguistici e culturali e anche militari, attraversamenti, i prestiti e calchi linguistici sono infiniti. In questo caso una parola del genere è trattata in maniera ariosa in una classe anche ginnasiale o scuola meno, voglio dire, consente infiniti agganci, come nell'altro caso che vi avrei illustrato ma non lo faccio, di budget, lo dicevo all'inizio, il budget, altra parola usatissima, che viene da una parola gallico-latina che significava sacca dei pastori, cioè dove i pastori mettevano le loro vettovaglie quando andavano a pescolare il gregge, quindi tesoretto, bulga, da qui bugia, bolgia dantesca, sino a bugiacca siciliano, bouge francese e budget inglese che significa bilancio, insomma, o disponibilità di fondi. Colleghi carissimi, se parlando di storia linguistica della Sicilia non si trova da una parte una dimensione mediterranea e mondiale nel caso di Pirsing o di Bagel, e non si trovano i punti di interesse per lo stimolo, per il ragazzino o la ragazzina, tutto diventa arido e insopportabile.